Davide Faraone, parlamentare nazionale di Italia Viva, interviene sui ricavi del concerto del Volo, dimezzati per i biglietti regalati inseriti nella celebrazione di Capitale della Cultura 2025, affermando l'evento che si è tenuto il 31 e il 1 settembre dello scorso anno portava un titolo surreale: Il Volo Natale ad Agrigento. In piena estate, afferma Davide Faraone, sotto il sole siciliano, ma registrato per andare in onda a dicembre sulle reti Mediaset. Il costo complessivo dell'evento per le casse pubbliche è stato di 1.249.000 euro, oltre 1 milione per un'operazione confezionata su misura per una TV, pagata profumatamente anche all'emittente stessa. In mezzo a tanto sfarzo, continua Faraone, l'unica nota positiva sembrava essere la destinazione del ricavato in una beneficenza: 80 euro a biglietto, 300 posti per serata. Il totale atteso era di 48.000 euro a sera, 96.000 euro in 2 giorni. Peccato che a conti fatti l'incasso sia stato appena 42.000 euro, meno della metà. Cos'è successo agli altri soldi, si chiede Faraone. Semplice: metà platea non ha pagato, posti regalati ad autorità, amici degli amici, proprio quelli che potendo avrebbero dovuto dare di più, non di meno. E dire che all'epoca il presidente della regione Schifani e il sindaco di Agrigento Miccichè giurarono solennemente niente favoritismi, pace se gli spettatori, dal momento che l'evento sarebbe stato trasmesso in TV a Natale, sono stati costretti a presentarsi imbacuccati nonostante l'afa estiva. Questa storia non è solo ridicola, non certifica solo uno spreco, è soprattutto l'emblema di una certa cultura del potere che usa il denaro pubblico per farsi bella e poi predica moralità agli altri. Un concerto, conclude Faraone, finto Natale con i biglietti finti e beneficenza dimezzata. L'unica cosa autentica alla fine è stata la presa in giro. Su tale evento, intanto, il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, con determina a firma del direttore Roberto Sciarratta, ha disposto la liquidazione di 42.239 euro, la somma al netto delle tasse e dei diritti della SIAE, e il ricavato della vendita dei biglietti in occasione appunto del concerto Il Volo Time al Tempio della Concordia, da donare equamente, come su indicazione del Presidente della Regione Schifani, ad associazioni benefiche operanti nel territorio, che sono state individuate direttamente dal sindaco di Agrigento Miccichè. I soldi sono andati all'Associazione a Servizio di Ogni Povertà Missionarie Porte Aperte, all'Associazione Volontari di Strada, al CAV, Centro Aiuto alla Vita Opera Don Guanella, al gruppo di volontariato vincenziano sede di Villa Seta ad Agrigento, alle figlie di Maria Auxiliatrice, Suor Santa Marta, Istituto Galluzzo. A ciascuna delle 5 associazioni saranno quindi donati 8.477 euro. Il sindaco di Agrigento Miccichè ha commentato: tale iniziativa è un esempio concreto di come la cultura possa generare valore e non solo simbolico ma anche sociale. La scelta di destinare il ricavato del concerto del Volo alle associazioni che ogni giorno operano con dedizione al fianco dei più fragili è un atto di grande sensibilità e responsabilità.